Singolare sorpresa nelle immagini riprese dalla fototrappola installata nel giardino della famiglia Battistuzzi a Vittorio Veneto. Siamo sulla strada che da Serravalle porta al santuario di Sant'Augusta. Tra i filari della vigna adiacente all'abitazione si vede una coppia di animali, in un primo momento scambiati per due lupi. Come quasi tutte le mattine troviamo qualche sorpresa di qualche animale, dai cinghiali a cervi, a caprioli, tassi e volpi, ma questa mattina è stata un filmato ben diverso dal solito. Al momento pensavamo fossero 2 lupi, quindi ci siamo anche un po' allarmati e preoccupati. Poi zoomando un po' le immagini e facendole vedere a degli esperti, appunto ci hanno detto che erano una coppia di sciacalli dorati. Lo sciacallo dorato, pelo fulvo e dimensioni più piccole rispetto al lupo, non è pericoloso per l'uomo, è comunque un mammifero carnivoro che potrebbe rappresentare un problema per piccoli allevamenti domestici o per cagnolini di piccola taglia, anche se, a differenza del lupo, si nutre prevalentemente di carcasse. Sono diverse le segnalazioni di sciacalli dorati nel nostro territorio. Il consiglio degli esperti è quello di non dare confidenza agli animali selvatici, non dare da mangiare e ritirare di notte le ciotole degli animali domestici, mettendoli in sicurezza all'interno. Un suggerimento che in questa zona, dove sono frequenti le incursioni di volpi, cinghiali ed altri animali selvatici, gli abitanti mettono in atto già da tempo. Siccome siamo già allarmati dalle cronache, insomma, che si sente da parecchio tempo, tutti gli animali domestici che abbiamo qui dove abitano appunto i miei genitori e anche tutte le altre persone, perché come vedete ce ne sono parecchie case qui sotto, alla sera vengono tutti ben rinchiusi per evitare appunto spiacevoli sorprese al mattino.